Buon pomeriggio, vi porgo con piacere i saluti dei volontari delle Stelle in Tasca. L'incontro di oggi è stato inserito negli eventi curati dalla nostra organizzazione per il Maggio dei Libri 2021 e segue la presentazione dell'antologia recentemente pubblicata della quarta edizione del Premio Trinachia. Per la nostra organizzazione questa cerimonia di premiazione è un evento molto importante che segna la conclusione di tantissime attività organizzative e promozionali che per ciascuna edizione si sviluppano per circa un biennio. Quindi attendiamo con gioia il momento in cui finalmente, dopo la lettura e la valutazione delle opere, è possibile attribuire un viso a quel titolo, a quella scrittura che ci ha incantati, fatto sorridere e commosso. Eravamo abituati ad accogliervi, autrici ed autori, con larghi sorrisi. Eravamo curiosi di conoscervi e di farci conoscere, rispondere alle vostre domande sulla nostra organizzazione, sul perché di questo premio così peculiare e della sua giuria internazionale. Ma la quinta edizione abbiamo dovuto fare i conti con l'impossibilità di realizzare un evento pubblico. Il distanziamento sociale ci ha messo di fronte alla scelta: rinunciamo, rimandiamo. L'abbiamo realizzata su una piattaforma virtuale. Non vi nascondo che è stato complicato riunire giuria, premiati, ospiti istituzionali, il nostro testimonial di penna, risolvere tanti problemi di connessione, realizzare video per ciascuna sezione del premio, trovare una soluzione per poterli condividere in modo collettivo. Devo dirvi che mi sono emozionata tantissimo. Abbiamo condiviso tutte le premiere dei video pubblicati su YouTube, abbiamo chattato, ci siamo ripromessi di incontrarci prima possibile. I video della cerimonia di premiazione ad oggi sono stati visti da 1686 persone. Quindi la piattaforma virtuale ci ha permesso di raggiungere un pubblico più vasto, di abbattere le limitazioni dei costi delle trasferte per un progetto come il nostro, finanziato solo da capitale umano e dalle quote di iscrizione dei partecipanti. Ci rincontriamo oggi per confrontarci sul tema della scrittura autobiografica come scoperta. Scrivere per scoprire se stessi, gli altri e il mondo. La scrittura autobiografica per noi volontari rappresenta l'esperienza concreta dell'ascolto di sé e dell'altro. Quindi superare le barriere, gli stereotipi, i preconcetti che allontanano l'umanità da un comune sentire. Scriviamo e ci raccontiamo, perseguendo il sogno che gli spazi di dialogo che abbiamo creato possano essere sempre più condivisi. Benvenuti quindi nella comunità dell'isola di Trinachia e mi auguro che continuerete a seguirci o a collaborare con noi, con le vostre idee e la vostra presenza. Grazie. Abbiamo l'occasione, grazie al Maggio dei Libri, di confrontarci sulla scrittura autobiografica come scoperta e di condividere insieme a voi l'esperienza del nostro premio. Io volevo parlarvi del premio Trinachia, qual è il senso che ha avuto per tutti noi dell'organizzazione Le Stelle in Tasca. Noi siamo partiti, come sapete, dalla sperimentazione degli atelier dell'immaginario autobiografico, che inizialmente erano dei lavori che si facevano in gruppo, degli atelier di narrazione e scrittura, e tutte le attività educative e culturali della nostra organizzazione risiedono in questa denominazione degli atelier dell'immaginario autobiografico. Quindi anche il nostro premio fa parte di questi atelier. E noi condividiamo insieme alle attività e l'impegno dei volontari autobiografi una visione comune. Da una parte l'intuizione dell'inattualità di una rappresentazione del genere autobiografico, cioè non solo rappresentazione di sentimenti e non per questo solo opera di invenzione e di finzione. Dall'altra parte per tutti noi è un'opportunità scoprire quelle risonanze sensibili che ci aiutano a ridare valore benefico alla relazione con noi, gli altri e il mondo. Noi ci siamo confrontati in questi anni insieme a chi ha fatto l'esperienza della scrittura autobiografica all'interno di questi gruppi, allargando
gli orizzonti di questi gruppi di narrazione e scrittura o i gruppi di ascolto sensibile di sé e degli altri. E grazie a Trinachia abbiamo espanso questo stesso spazio e l'orizzonte va oltre la Sicilia perché mette in connessione un arcipelago di esperienze, di vissuti, di racconti di siciliani e non, che raccontano il nostro rapporto al mondo di oggi. Quindi con le opere di Trinachia, con le vostre opere, abbiamo scoperto risonanze sensibili che mettono da una parte in dubbio il guardare dentro se stessi verso un'interiorità che è vissuta come un isolamento, una chiusura, o pensare se stessi, gli individui, come isolati fra mondi separati e inconciliabili. Invece, grazie a Trinachia, possiamo cogliere quelle risonanze sensibili che alimentano la possibilità di uno sguardo differente, ma non indifferente verso gli altri e il mondo che ci circonda, e quindi riescono a dimostrare amore, comprensione, reciprocità e solidarietà. Quindi di tutto ciò vi ringraziamo. Buonasera, grazie dottor Balastro, buonasera a tutti. Sono lieta di essere qui stasera per questa importante manifestazione che non conoscevo, ho avuto modo di conoscerla tramite lei, che è stato illustre ospite, relatore la scorsa settimana da noi all'AMMI. Mi fa piacere essere qui appunto per questa manifestazione che fa conoscere la cultura della nostra, la storia e la cultura della nostra Sicilia in tutto il mondo. Sono lieta di aver aderito quale presidente dell'AMMI, al sesto premio Trinachia. Già le mie socie sono parecchio interessate e ho diffuso appunto l'iniziativa che a livello siciliano ha destato parecchio interesse. Vediamo di portarla a livello nazionale abbastanza prossimamente. L'AMMI è un'associazione che si occupa di eventi prevalentemente a carattere scientifico, collabora attivamente sì con la classe medica, ma collabora anche con vari enti e associazioni per favorire la condivisione di obiettivi e per raggiungere dei traguardi. E in questo caso il nostro traguardo è salvaguardare e promuovere la nostra Sicilia. E quindi lieta di essere qui, grazie per avermi invitato. È importante la sinergia e la coesione con coloro appunto che perseguono scopi analoghi, soprattutto per la nostra Sicilia. Grazie. Buona continuazione. Buonasera a tutti, è un piacere ritrovarsi qui, ritrovarsi tra amici, ritrovarsi tra nuovi volti, sapere che questa esperienza di Trinachia continua a camminare anche su altre gambe e continua ad espandersi. Io vi posso dire che se con gli atelier di scrittura autobiografica ho scoperto un mondo, partecipando in qualità di giurata al premio di Trinachia ho scoperto un universo. È molto bello vedere come il tema della Sicilia venga sviluppato, sezionato, visto da lontano, visto da vicino, questo alternarsi, vorrei dire, di campi lunghi e primi piani che permette di sfaccettare la nostra isola e i suoi tanti significati. È stato un piacere scrivere per gli atelier di scrittura autobiografica, ma è stato altrettanto un piacere leggere quello che avevano scritto gli altri, e anche se alla fine c'è questa sorta di, come dire, piccola trappola dei voti, perché pur sempre dobbiamo dare una gradualità ai lavori, a volte è anche molto difficile barcamenarsi tra questa e quella opera. Direi che mi sono piaciute tutte, poi evidentemente ce ne sono alcune che attengono probabilmente più alla mia sensibilità e le ho preferite, o hanno uno sguardo più complessivo e le ho preferite per queste, però le amo tutte quelle che ho lette. A questo punto ne ho lette parecchie. Orazio, che dici? Però comunque tutte, ripeto, anche quelle molto brevi fanno volare, per un attimo trasportano in un altro universo che è assieme familiare, perché io sono siciliana, ho vissuto e ho lavorato sempre in Sicilia, quindi dovrei in teoria conoscerla bene, ma si ricavano sempre nuovi aspetti, o a volte capita di sentire proprio delle rimembranze, delle cose che tu sapevi ma avevi dimenticato e che vengono messe in primo piano da questa o da quella scrittura. Quindi
assolutamente un'esperienza ricca che mi è piaciuto molto condividere. Saluto tutti quanti e non finisco mai di ringraziare Orazio, Maria Valastro e Maria Grivelli per l'accoglienza che mi hanno dato anni fa, quando io ancora non conoscevo questo mondo, e per me è stata tutta una cosa nuova. Anche la mia premiazione è stata una cosa inaspettata. Ho pianto tanto di gioia e di commozione quella volta. E poi sono entrata in un mondo che non conoscevo, ma che mi è molto, come dire, è adatto al mio carattere. Ultimamente sono stata invitata da loro per fare parte della giuria e non mi sentivo adeguata per niente. A parte questo, era un periodo molto, molto difficile della mia vita, che poi si è conclusa con la perdita di mio marito, però è stato anche quello un momento che ha fatto parte di quel periodo e sono contenta di aver partecipato. Come diceva la signora prima di me, una legge anche le storie degli altri, perché noi abbiamo tutti qualcosa da raccontare, ognuno di noi ha una storia e le storie sono tutte diverse l'una dall'altra. Io scrivevo questi miei racconti non dando nessun peso. Quando ho visto come sono stati apprezzati i racconti miei, poco fa dicevamo con quel signore all'inizio che io mi sottovaluto sempre, infatti anche quella volta non pensavo che quei miei racconti potessero essere così apprezzati. Infatti poi messi assieme ad altri racconti ho fatto un altro mio libro che si intitola Dicia me nonna, munna state e munno sarà. E sono orgogliosa di questo libro che è andato in giro per il mondo e ho fatto 3 volte la ristampa. Comunque sono felice di fare parte della vostra associazione, che faccio anche mia praticamente. Ogni volta ci sono sempre delle novità, delle cose belle, dei mondi da scoprire e la curiosità fa parte della vita, anche se io sono un pochino grande. Va bene, ringrazio tutti voi. Buonasera a tutti, vi parlo da Firenze, fa sempre piacere essere fra di voi in questo incontro che io lo chiamo incontro con la Sicilia, che ogni tanto ci mette insieme, anche se solo virtualmente. Vorrei ringraziarvi per l'invito, Orazio e Maria dell'organizzazione e tutti i membri che non conosco. Vorrei dire che sono molto felice di essere fra di voi, sia i membri dell'associazione che gli altri presenti, gli autori, i partecipanti, i premiati, che tengo, come dire, a congratularmi con loro per il lavoro che hanno presentato e veramente ci siamo incontrati con dei lavori abbastanza impegnativi e sappiamo molto bene quanto un lavoro di creatività richiede impegno, concentrazione e soprattutto, come dire, sudore e fatica, al di là dell'ispirazione che non è sempre quella che, diciamo, che fa le opere se non c'è dietro questo il lavoro. E devo dire, sono tanti anni che io mi trovo con voi come membro della giuria per quanto riguarda il premio letterario autobiografico Trina Chia. E devo dire il titolo del tema per oggi, che è la scoperta. Ogni volta mi sono trovato per qualunque edizione, per qualunque incontro, diciamo, c'è stata sempre una scoperta, sempre a scoprire delle cose e degli aspetti, insomma, che riguardano sia la Sicilia sia la condizione umana, perché generalmente quando leggiamo uno scritto possiamo trovare tutto, anche se racconta di una diciamo, di un posto ben preciso,
troviamo anche delle cose abbastanza universali che possono, come dire, esprimere situazioni umane, situazioni che riguardano la vita, le persone, l'amore, il senso della solidarietà, le sofferenze, la gioia, e non solo, come dire, il piacere di trovarci con la lettura, ma anche l'impegno di valutare e così via, ha fatto sì che veramente, come dire, c'è molto da scrivere ancora, direi, su quello che riguarda la Sicilia, perché anche se tutto quello che abbiamo visto e letto e così via ci dà un'idea un po' sulla Sicilia, sulla sua cultura, la storia, i posti, le vacanze, le ricorrenze festivi, le abitudini, le feste e così via. Penso che probabilmente è molto poco rispetto a quello che si può ancora scoprire. Io in questo senso credo che l'associazione Le Stelle in Tasca c'è ancora molto da lavorare, forse, anche se ha fatto un traguardo abbastanza importante, come diceva Juan prima, che siamo giunti ormai alla sesta edizione per quanto riguarda il premio letterario, e vedo che l'associazione non è impegnata solo su anche sull'incontro, mi sembra, atelier di scrittura o di altre cose. Comunque io vi conosco da questo punto di vista e vedo quanto c'è stato di lavoro e quanto ci sarà ancora avete da fare, diciamo, a lungo. Devo congratularmi con i vincitori del premio e anche con quelli che sono stati finalisti, con i partecipanti e le signore che mi hanno preceduto nell'intervento hanno parlato della qualità. È vero, c'è molta qualità e molto anche difficile valutare. Perché il livello è, come si dice, abbastanza alto e ravvicinato, diciamo, più o meno tutti di buona qualità, e quello che auguro di continuare su questa via che è abbastanza, come dire, importante, e sono sicuro di vedere nel futuro, come si dice, altri autori affermati, non solo, diciamo, a livello, insomma, del premio, ma come autori veri, diciamo, nell'ambito della letteratura italiana. Io vi ringrazio e sono molto felice di trovare, lo dico per la seconda volta, di trovarmi con voi, e sempre mi ha fatto piacere e sono sempre disponibile anche per qualunque cosa, di dare un contributo per quanto diciamo modesto, perché fa sempre piacere, come dire, provare delle emozioni sia durante le letture, sia gli incontri con voi, sia di scoprire delle cose, perché io devo dire che riguardo la Sicilia, grazie alla mia partecipazione, alla mia come giurato, ho saputo tante cose, ho imparato molte cose sul paese, sulla Sicilia, sull'isola, e questo grazie a Trinachia. Vi ringrazio. Un caro saluto a tutti da Palma di Mallorca.
io devo parlare di Trinachia e io comincio con un puntino. Allora noi abbiamo un puntino e un altro puntino, tra due puntini abbiamo una riga. Questa riga forma una distanza. Allora guardiamo al cielo e vediamo le stelle. Prendiamo tutte le stelle e la portiamo in tasca. Questo è le stelle in tasca. Allora ogni stella è un puntino. Allora io penso che il Trinachia è l'isola di Sicilia, questa isola così importante, che come puntino collega con tutte le stelle del mondo, dell'universo, del cosmo. Allora per me questo lavoro che si sta svolgendo dall'associazione Le Stelle in Tasca e il premio Trinachia, per me è una cosa molto importante. Penso che è lavorare, è un impegno di fare crescere tutto quello che una persona può esprimere dall'interno verso la parte esterna, e questo è come collegare tutte le stelle. Allora, ognuno che c'è qui con noi oggi è un puntino, è una stella. Tutti siamo puntini collegati e facciamo, è uguale se volete una riga, se volete una spirale, se volete un cerchio, è uguale. La geometria, la trigonometria permette di giocare con tutti i puntini. Allora io faccio questo collegamento con la matematica, con la trigonometria del premio, perché penso che arrivare alla sesta edizione di un premio è molto importante, perché significa che gli anni precedenti hanno avuto un successo che ha portato ad arrivare a questa situazione dalla sesta edizione. È un piacere per me sempre parlare specialmente di Catania, della città di Catania, è il puntino dall'isola di Sicilia, e la Sicilia è il puntino in Italia, e l'Italia è un puntino nel mondo, e il mondo è un puntino nell'universo. Allora io parlo così perché penso che il mio pensiero va verso questo modo di parlare. Allora, grazie mille a tutti, e è un piacere essere con voi. Buonasera a tutti. Per me l'esperienza con Trinachia è stata un'esperienza bellissima, non solo perché mi ha permesso di scrivere una poesia sulla mia isola, ma perché il contatto con voi, che siamo diciamo non molto distanti poi, perché Catania e Palermo ecco, non è tantissimo, tra l'altro per ora le distanze in questo periodo con la tecnologia si accorciano, ma mi ha permesso di scoprire anche il mondo proprio che voi organizzate, dell'autobiografia, della biografia, di questi laboratori molto interessanti che conducete. Per quello che riguarda invece la mia poesia, la poesia che io avevo scritto era dedicata alla Sicilia, chiaramente, che il territorio dove siamo nati ci appartiene. Nonostante i difetti o le pecche che riscontriamo, ma lo amiamo comunque. Io dico sempre che amo la Sicilia come una mamma ama i figli monelli. Ecco, per me ecco, la Sicilia, Palermo, la mia città sono l'aspetto monello che una mamma vede nei propri figli, e la mamma chiaramente ama i propri figli anche se ci sono degli aspetti negativi. Ma soprattutto questa poesia mi ha permesso di entrare proprio in contatto con l'ambiente, con il mare. Tra l'altro, ecco, quando sono stata premiata e ci siamo visti, prima di leggere la poesia, io ho anche detto che l'ispirazione era anche venuta da una piccola isola, perché la poesia si intitola L'isola, diciamo che io avevo anche visto la piccola isola, che è l'isola delle femmine, che è a largo proprio di Palermo, per chi è delle mie parti lo sa, che è chiamato l'isolotto dalla gente che vive là, ma che facendo l'esplorazione poi non è tanto neanche isolotto, ma è abbastanza grande, ed è veramente un volo di gabbiani, quello che poi io descrivo nella poesia. Quindi sicuramente scrivere questa poesia mi ha permesso di entrare ancora di più in contatto con il territorio in cui io vivo, con il mare, che
che io porto dentro. Dico sempre che non potrei non vivere lontano dal mare, anche se ho vissuto lontano dal mare in passato per motivi di lavoro, ma poi ho deciso proprio di tornare, perché per me il mare è una componente essenziale, fa parte di me. Come penso anche vostro, visto che abbiamo tante cose che ci accomunano. Buonasera a tutti, ancora buonasera. Adesso stiamo vedendoci tramite un computer. Non è dal mio punto di vista la cosa più bella che possa accadere, perché la cosa più bella che possa accadere incontrando delle persone che condividono le tue stesse passioni è proprio poterle comunque incontrare fisicamente. Ma già questo è bello lo stesso comunque, il fatto di poterci vedere in questa maniera e parlare di cose che sono una gioia per il cuore di chi ha questa passione. Chiedevi appunto, Orazio, tu prima, di questa poesia, cosa aveva significato per me. In realtà ha avuto un'evoluzione un po' strana, perché non l'ho scritta per il premio, io l'ho scritta nei giorni immediatamente precedenti a quando ho saputo del premio. E mi erano venute fuori delle immagini del mio passato, di quando ero piccolo in Sicilia, e allora ho elaborato questa poesia e ci sono voluti alcuni giorni per definirla. Dopodiché è venuto fuori che tramite un caso, insomma, ho visto su internet che c'era il premio Trinachia e mi è sembrato che la poesia che avevo scritto proprio 3-4 giorni prima era quella giusta per il premio, e in effetti lo è anche stato. È stato un puro caso, ma del resto io, come dire, do anche un valore profetico alla poesia e le attribuisco anche una forma di veggenza in qualche modo. La poesia ha una sintassi e una grammatica che sono quelle della lingua che noi usiamo per scriverla, in questo caso l'italiano, però in realtà ha anche un linguaggio destabilizzante, supera le contingenze, si fa presagio e spalanca in qualche maniera anche le porte del domani. E così è stato per me, perché voglio dire, questa cosa mi è venuta, l'ho scritta, l'ho dovuta rivedere tante volte perché non ero contento di come appunto avevo scelto le parole, perché poi è anche una lotta la poesia, no? La parola giusta, l'aggettivo adeguato, è una lotta la poesia. E poi appunto c'è stata l'evenienza di conoscere del premio e di poterlo mandare. Io spero insomma che questa vostra attività del premio Trinachia possa continuare veramente molto a lungo, perché io sento, questo riguarda me, ma credo che sia un sentimento un po' più generale, un appeal fortissimo, cioè mi piace veramente tanto quello che state facendo. Ed è una cosa che anche quando ho sentito, insomma, ho letto l'email che mi avevi mandato qualche giorno fa dicendomi che c'era questo incontro, immediatamente dopo la lettura il mio pomeriggio è cambiato in positivo. Quindi spero che sia sempre così, ecco. Quindi grazie veramente moltissimo per quello che fate, per quello che avete fatto e per l'onore che mi avete fatto premiandomi con questo premio. E complimenti a tutti coloro i quali sono stati premiati e grazie alle giurie perché siete stati veramente tutti formidabili. Grazie veramente molto. Intanto grazie mille per aver apprezzato il mio elaborato, perché è stata, diciamo, la prima volta in cui ho avuto modo di esprimermi per un concorso di alto livello come questo. Diciamo è stata un'esperienza impressionante in modo positivo, poiché ho avuto modo di scoprire finalmente il mio modo di scrivere e farlo conoscere anche agli altri, e quindi ho avuto modo anche di esprimere finalmente quello che, diciamo, tengo dentro da sempre. Per questo sono molto grata. Buonasera a tutti. Posso dire che scrivere il mio racconto mi ha, diciamo, trasmesso molte emozioni, perché mi ha dato la possibilità di evocare in me un ricordo risalente alla mia infanzia. Inoltre, partecipare a questo concorso letterario mi ha dato soprattutto la possibilità sia di riflettere sull'idea del dono in sé, che non va solamente intesa come un dono di tipo materiale, ma anche come un dono astratto, che può essere anche un concetto, e soprattutto anche di riflettere sull'idea del rispetto che rappresenta il fulcro del mio racconto.
Concludo ringraziando sia il Presidente Valastro che la Commissione di giuria qui presente, sia per la disponibilità che soprattutto per la possibilità di esprimere la mia creatività e i miei pensieri in pubblico e per la nuova esperienza a me concessa. Grazie a voi tutti per questa opportunità. Manco dalla Sicilia da 20 anni, quindi un bel campo per maturare questa decisione di scrivere. Condivido anch'io i vostri stessi sentimenti di seminatori, perché a me piace definire il poeta e il narratore come un seminatore. Spargiamo dei semi che rappresentano la nostra cultura, la nostra identità comune e la nostra individualità. La scrittura autobiografica che cosa mi ha permesso di fare? Di scoprire gradualmente questa identità. A mano che scrivi, scopri parti di te stesso e della tua terra, ti riveli, disveli il tuo io individuale e collettivo. Avevo un debito con il mio passato e ho cercato di colmare questo vuoto con la scrittura, anche una scrittura con un significato terapeutico, quando l'anima esala dei gemiti inespressi. Scrivere significa dare forma alla parola, plasmare questa parola dandole appunto una forma. È l'animo che prende forma ben definita. Questo gusto che ho maturato per la parola e negli anni si è materializzato in questo premio che mi ha anche incoraggiato a pubblicare quello che poi è stato premiato e di cui ringrazio la commissione, la giuria, scusate, del premio. Grazie. Salve a tutti. Innanzitutto ringrazio tutti coloro che lavorano per il premio Trina Acchia, per la giuria, sia per avermi coinvolto in questo evento e per essere di nuovo qui a rivivere questa emozione. È bello far parte anche un po', sentire un po' questo gruppo, soprattutto in questo momento in cui non ci sentiamo a volte troppo parte di qualcosa, perché siamo molto distanti. E ringrazio la giuria perché mi ha veramente rimandato parte delle mie parole, dei miei sentimenti sono risuonate, hanno avuto un po' un rimando anche nei loro vissuti. Per me la scrittura autobiografica in realtà è qualcosa che scopro attraverso questo premio, perché ho scritto da sempre, però mai mi sono, diciamo, identificata come una scrittrice autobiografica, anche se effettivamente è innegabile che poi tutto quello che si crea, quello che uno scrittore fa, è un po' una parte di sé abbastanza, e quindi poi riversa le sue parti, però sotto magari una storia diversa o un nome diverso. Qui invece in questo testo in cui vengo premiata, insomma, il profumo di limone, rimando proprio alla mia esperienza che un po' adesso era vicina a quella di Rosario Ciperrui, perché proprio è una storia di distanza dalla propria terra. E quindi poi si scopre il valore della propria isola, forse ancora di più quando si è distanti, si sente un po' il suono del mare, altri profumi tipici, e quindi la scrittura autobiografica diventa scoperta di quelle emozioni, scoperta di sé, scoperta della propria identità, sentire un po' placare quei sentimenti che forse a volte sono molto, molto irruenti e riordinarli appunto nelle nostre righe. Sono felice anche perché mi ha permesso di fare quel passaggio un po' di inibizione, di vergogna che viene dal parlare di sé, che come dicevo però poi è inevitabile, c'è in tutto. Ho scritto un racconto che si chiama Cani nel vento, che parla di questa storia della pandemia, ma ci sono comunque io. Però il fatto di aver apprezzato questo testo che ho mandato e quindi viene premiato oggi mi fa capire che in realtà si può superare anche l'inibizione di chi scrive di sé. Ringrazio ancora tutti quanti e sono felice di essere qui oggi.
Buonasera a tutti. Sono troppo emozionata, devo dire, in questo momento, anche se lo scorso anno avevamo fatto una piccola cerimonia tra di noi per questo premio, però oggi mi sembra che è maturato qualcosa in più rispetto all'esperienza dell'anno scorso. Per me l'esperienza di avere scritto questa storia, che poi è la storia di mia mamma, è stata veramente importante e fondamentale. Io ho frequentato tanti laboratori di scrittura di Orazio, ho scritto tantissime cose per quanto riguarda appunto storie autobiografiche e anche qualche altra biografia. Però poter scrivere di mia mamma è venuta a mancare 5 anni fa, è stato veramente un lavoro molto difficile, delicato, forte. È come se a un certo punto davvero me la fossi ritrovata di fronte e sentirmi raccontare da lei la sua versione dei fatti, tra parentesi, no? È stato veramente un lavoro terapeutico, devo dire, e di questo non finirò mai di ringraziare i laboratori che ho frequentato da Orazio, perché l'ascolto sensibile di certi pezzi di vita da persone che ti ascoltano e ci sono con te è veramente un'esperienza che trascende, secondo me, anche la scrittura, perché una cosa è pensare, una cosa è dire, ma un'altra cosa è scrivere, ma soprattutto scrivere e sapere che c'è qualcuno che comunque ti ascolta, che legge e che in quel momento è con te. Credo che questa sia l'esperienza più grande e più bella che ci possa essere per la scrittura. Grazie. Sì, io sono sempre molto emozionato quando parlo di questo romanzo al quale sono piuttosto legato, perché, come ha appena giustamente detto Graziella, spesso il passato ci guarda ed è un poco come una sala operatoria. Una sala operatoria ti cura. C'è il problema che una sala operatoria può essere dolorosa. E quindi quando un uomo nasce maledetto, che è stato appunto da voi premiato, è un romanzo da sala operatoria. Questi diari appartenenti a mio padre giacevano lì da anni, forse da decenni. Io sapevo che potevano contenere qualche cosa di doloroso e sapevo che prima o poi avrei dovuto comunque sfogliarli. L'avevo fatto più di una volta e poi improvvisamente un giorno ho detto no, adesso mi metto a studiarli, mi metto a leggerli, e da lì è nata l'idea di romanzare un racconto di un grande siciliano, perché io sono di origini siciliane e mio padre è stato davvero assolutamente un grande siciliano che nel suo piccolo, nel suo anonimato, nella sua biografia umile comunque ha reso la Sicilia quello che è una terra splendida, come è stato detto già prima, una terra di ricchezza umana, di ricchezza esistenziale umana. E quindi è venuto fuori questo romanzo, e quando sono venuto a conoscenza, come ha detto qualche altro partecipante proprio all'inizio, via internet, come abbiamo la fortuna di fare in questa era tecnologica dove, nonostante il coronavirus, c'è la possibilità di scambiare due pensieri fra di noi, due parole. È venuto a conoscenza del premio Trinachia, ho detto ma questo premio sembra quasi fatto per mio padre, e quindi non è me che dovete, diciamo così, onorare con questo premio, ma è a mio padre che va appunto il merito, con la quinta elementare, di aver scritto questo romanzo, diciamo così, anche se purtroppo non ha potuto sapere che un giorno i suoi diari sarebbero stati letti, tanto più che concludo dicendo che proprio all'inizio di questa sua opera, che poi diventa un dialogo fra me e lui e fra tutte queste vicende che si intrecciano, lui dice: spero che un giorno qualcuno lo possa leggere. Io sono molto contento che lo abbiate fatto voi. Grazie a tutti. Vorrei ringraziare tutti dell'intervento e della mia presenza verso di voi.
Poi vorrei salutare tutti quelli delle varie sezioni che ho ascoltato, particolarmente quelle della poesia, che è veramente poetica. Al di là di questo vorrei dire alcune cose tramite mio personale modo di pensare, che quando ero ragazzo avevo l'intenzione di girare il mondo, però non riuscivo, perché tramite mezzi e cose, però bene o male ce l'ho fatta. Quello che hanno visto gli occhi, non sono riuscito a trasmettere tutto quello scritto, perché gli occhi avranno trasmesso il 100%, ma lo scritto che ho fatto sarà un 75-80%. Devo ringraziare ancora tutta l'organizzazione per avermi offerto di poter scrivere queste mie espressioni nel viaggio, nel modo di sentire, il feeling e tutto il resto. Che devo dire? Grazie di tutti, specialmente la giuria che mi ha premiato e il signor Valastro. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera Presidente. Allora, che dire, questa è l'esperienza di scrivere La figlia del pittore John Barrese, è stata un'esperienza per me molto importante, proprio perché mi racconto e nasce da un'esperienza, diciamo, dolorosa, di un passato che mi portavo da troppo tempo nel mio cuore. E scrivendo, diciamo, lo scrivere è stato terapeutico alla mia persona, a liberarmi di tanti ricordi che, nonostante oggi sono una donna adulta, moglie, madre, nonna, mi portavo tutt'oggi. Per cui devo dire che è la prima volta che io ho scritto un libro, non avevo mai scritto nessun libro e l'ho scritto di getto, l'ho scritto col cuore, ho scritto tutto quello che avevo dentro la mia anima ed è stato proprio una forma di liberazione, e il venire a conoscere tramite Facebook il vostro premio, non lo so, è stato come aprirmi delle porte, ecco, per cui non lo so, appena ho finito il libro ho visto su Facebook il vostro premio. Non lo so, ho partecipato e il vincere mi ha dato quella carica e quella forza che io forse avevo e non sapevo di avere. Che dire, grazie a lei, Presidente, alla giuria per la fiducia che mi avete dato. Vi auguro a tutti felicità e buona salute. Grazie. Grazie a lei. È molto bello, grazie per le parole che avete donato, gli auguri per il futuro e grazie per essere stati tutti qui con noi insieme. Grazie, sono contenta anch'io. A tutti. Auguro cose belle a tutti quanti. Grazie a tutti. Grazie Nina Linuzzi per tutte le parole. Una buona serata a tutti. A tutti noi. Arrivederci. Buona serata a tutti, buona serata. Grazie Orazio. Grazie Orazio. Arrivederci. Grazie.